E wagyu! Benvenuti e bentornati sul canale Smeralda, siamo qui oggi con un nuovo video. Questo vlog parte proprio così, con la bottiglina in mano, Zatopi della Grecia, perché siamo qui in Grecia e quindi vi chiedo di lasciare subito un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e vi porto con me in questa vacanza con i miei amici, con la mia ragazza. Spero che vi possa piacere, non so quello che vedrete, non so se sarà tutto in ordine e nulla, cominciamo. Oggi ci prepariamo stamattina per andare in una bellissima location, bellissima spiaggia. Allora, il mio outfit di stamattina è panza fuori, costume Calvin Klein, non dimenticate l'igiene, cosa importantissima. Infatti dopo come la lavata a Shell, subito deodorante, Just. Poi, voglio il pezzo forte, camicia. Siamo a fare che in mese per dove non vi stiamo in riebel. Però vabbè ci sta. Che si consapevole, no? Che stamattina guarda in mezzo alla spiaggia. Le donne proprio. Uno, due, mi fate scordare. Ti sarà la telecamera puntata. Non me l'aspettavo questa volta. Tre. Ah, si è scagnata asciugamano, mi cangò. Mi ha rosso. Bravo. Mettono su tascelle, uscellate. Comunque che spettacolo di film, che spettacolo. Allora spiegaci un po' il tuo outfit giornaliero per questo giorno. E che devo spiegare? È che sei bello, che si dice? Su troppa? Tutto bello. Scemi, ma io siamo appena arrivati sulla prima spiaggia di questa giornata greca, Elia Beach. Eccola qui, adesso la faccio vedere meglio, guardate qua come si presenta questo lido. Mamma mia, sta spiaggia Elia Beach, veramente forte, bello. Ora vi faccio vedere pure il mare. Ecco qua, ora vi faccio vedere un poco l'acqua appena arrivati. Guardate qui, acqua limpida, spettacolare, che è la piscina. Porca miseria, che spettacolo, Questa è l'Elia Beach, si presenta così. Quando ci volete venire si presenta così, pure gli ombrelloni qua, sono tutti quanti così particolari. Però non è finita qui, perché la mattinata la trascorreremo qui, dopo ci sarà un'altra spiaggia. Vabbè, vi porto con me in questa 24 ore, non preoccupate. Vabbè, te le vai, te la sei proprio cercata? No, Maro, come facciamo mo? Mo vi apro un ghito? Io dopo lo scherzetto dell'acqua, pazzia. Tira un vento esagerato, fa freddo e l'acqua è fredda. Luca. Pazzia subito. Che c'è da Andrea, Oh Andrea! Lo chiedo suono. Questa prima mattinata all'Elia Beach è finita qui, ci siamo fatti il bagno come avete visto, bellissima acqua. Adesso ci cambiamo tutti, andiamo in un'altra spiaggia. Adesso vi farò vedere, soprattutto con la prima clip, vi delizio, andiamo a fare un gioco d'acqua. Provate prima di indovinare e poi dopo lo vedete. Stoppate il video e vediamo chi indovina. Giro sul ciambellone. Ma come faccio iscrizione? Non ce la faccio a slacciare. Sono caduto in mezzo mare e ci ho sputato per un bacio a lui. Ottimo volo. Ti ho staccato la mano. Mi fa male tutto, capi? C'ho tutto intostato qua. Comunque è pesantissimo il ciambellone. Ha paura. 4 di noi, uno addosso all'altro. Luca, che è un bastardo. Ma buttato in mezzo mare. Non ce la facevo più a nudo, non ce la facevo proprio. Manca a salire ce la facevo. Mi fa male tutto. Cioè, guarda qua. Cioè, il mio braccio tipo. Ma non ce la faccio manca a tichizzare, è pesantissimo. Amore, tutto bien? Mamma, tutto bene in spagnolo. Ah, ok. Oh, senti, il menù dei drink. E sempre avuto un latte. Buon appetito. Chicken pita, pollo, pomodoro, french fries, patatine e mixed salad. Vabbè, vari tipi di insalata mista. Ma mi sto consulando tutta qua. Ma avete mai mangiato voi la pita greca? Non vi faccio di Roberta che si è ordinata. Roberta, come vedete, ha preso la pizza margherita, che poi tutte tranne che pizza, però non è male. Non è male, è buona. Vabbè, la pizza surgelata comunque. No, è tipo una focaccia, cioè molto sottile. Ma ve la faccio vedere? Non mi piace. Eccola, voglio. Non è male, però vabbè. Sì, è comunque quella surgelata. A me piace così anche. Ma no, dedicaci questo morso e via. Aglio, tuffo dopo sveglio, senza pensarci, ti fa freddo e ti la metti. No, per sfiso, guardate che acqua. Oh, Pino, senza ci pensare. Fatemi
sapere voi dove siete andati in vacanza. Io sono andato in Grecia, Mykonos. Vai, sbocciamo, eh. Ora stiamo dove aspettare? Oh no, poi sbocciamo, eh. Oh, qui. Ma non stai qui. Ti è piaciuta la bicicletta? No, ma non mi stai rompendo le scatole da 3 ore. Ah, ma ti stai preparando? Si va a ballare? Fa vedere? Ma che rende filo? E te può mettersi lei? Una ragazzolina. Poi io ce ne stiamo andando dalla spiaggia, ma adesso si va a ballare. Dancing. Ah, l'aperitivo, me l'hai sciugato. Ah, ma ballo perché non ballo quando fai l'aperitivo. Che fai? Sì, bello. Guaglio, la situazione adesso è questa, vi faccio vedere tra un po' che casino. Guaglio, si sboccia il tropicanello! Signore e signori, saluto e ringrazio la città di Napoli. Ciao Napoli! Poi vita mia! Guaglio, ma tra un ballo e l'altro, no, sono andato un attimo in bagno, mi sono visto allo specchio e ho pensato, ma sono proprio un piefriscone. Poi sono tornati a casa, mi sono un attimo rilassato sul letto perché ho appena finito di fare la doccia. Adesso ci prepariamo e vi portiamo con noi in un'altra bellissima esperienza qui in Grecia. Però non vi voglio spoilerare niente, lo voglio far vivere insieme a noi, anche perché è la prima volta che lo vedo sia io che Roberto e tutti i nostri amici, quindi viviamolo insieme. Lo faccia pare. Foto allo specchio, fit check. Allora, questo è l'abito di Roberta per questa esperienza che andremo a fare. Spiegaci un attimo questo abito, per piacere. A parte il capello particolare, poi abito da sposa quasi, con dei bei tacchi e non lo so come si chiama questa cosa che c'ha sopra. È un abito. Ok, facciamo vedere il mio. È più telefono. Allora, questo è il mio, camicia di lino beige, pantalone di lino beige. Ma che cazzo di inquadrature stai facendo? E va a uscirlo per fuori, collana di perle, tutto di lino, niente mio. Adesso andiamo. Voglio, siamo arrivati nel posto. A me è bella, eh. Raga, andare in un rebat. Guardate qua, voglio. Molto bello questo posto. Molto elegante. Infatti adesso si spiegano i nostri outfit. Cioè, mi avrete mai chiesto questo coso per, ma no perché è brutto, che mi trovo. Guardate qua, voglio. Molto bello. Voglio, guardate qua, si vede tutta la Grecia dall'alto. Cioè tutta, la maggior parte delle case. Guardate là, tutte le casette bianche, piccoline, dall'alto. Bello. Sta calando il sole. Piccolo spoiler su quello che vedremo. Ecco qua, voglio. Qua si vede molto meglio. Qua stanno i mulini a vento. E qua ci sono tutte queste casette caratteristiche della Grecia, uno vicino all'altro. Bellissimo da qua sopra, eh? Ve lo consiglio a voi che verrete a Mykonos. Oggi in pratica siamo al 180 Sunset Bar, che come vedete adesso qui stiamo aspettando tutti quanti che il sole tramonti, perché è un'esperienza, è una cosa che si fa qua di solito, molto bella. Infatti mo aspettiamo che tramonti e vi faccio vedere magari nel video. Neanche più un euro, tutto se ne sta andando. A posto, Agliu, il tramonto l'abbiamo visto, l'acqua l'abbiamo bevuta, non ci potremo pure esacciniamo. Agliu, intanto si mangia, arriva dalla pita con pomodori e agnello. Mamma mia, vediamo. Agliu, dopo aver fatto l'aperitivo, visto il tramonto, si va a ballare. Sempre qui, Agliu, sempre al 180. Guardate che view! Agliu, siamo andati via dal bar, adesso siamo tra le stradine di Mykonos, una serata nel chill, andiamo con qualche bar, andiamo a bere qualcosa. Agliu, guardate qua come sono strette queste strade di Mykonos, in generale proprio della Grecia. Ma poi Agliu, la cosa bella di queste strade è che praticamente sono tutte quante uguali, quindi cioè io ancora non impara niente, sono a 4 giorni qua. Agliu, invece questo è il porto di Mykonos, molto bello anche questo, le barche, le navi, quelle che non avrò mai nella vita. Invece questo Agliu è uno dei locali più in di Mykonos, lo Scandinavian. Agliu, siamo tornati, è finita qui questa giornata, siamo andati pure a ballare, siamo proprio accisi voi. Che mi butti? No, ti voglio girare perché così riprendi il letto e non riprendi il disordine che lasci. È sempre colpa mia alla fine. Vabbè, Agliu, ci vediamo domani mattina per l'ultima clip di queste 24 ore in Grecia. Buongiorno, altra mattina, siamo qui al Pasagi, altra spiaggia, adesso vi portiamo un po' con noi in questa mattinata, che abbiamo fatto tardi, avete visto? Adorno si trova.
mi sto spostando. Ma te ne ruggine con la macchina che stiamo a problema. Che ne i soldi. Caffettino greco. Thank you very much. Allora, proviamo il caffè. Lo prendo prima che lo prendo amaro. Il già un caffè greco e fa ridere. Pure amaro. E vai, va. E tu muovere. Aspetta, ascolta, mangia cucire. Come si dice? Mangia cucire. Devo cuocere. Mi devo cuocere. Ma che stai cucinando? Magari con questo ritmo stai venendo a fanculo, po'. Però non è proprio male. No, non c'è. Fammi pure a me. Mamma mia, la salvezza. Ma su caffè giallo. Ma che fa su caffè a paura? Allora, sincero, ho assaggiato caffè peggiori a Napoli. Non è male, non è male. Vai giù, anche questa vacanza è giunta al termine, però voglio fare l'ultimo bagno, l'ultimo tuffo per voi. Voglio la Grecia, mi mancherà, Mykonos è stata veramente molto bella, una delle vacanze più belle che ho fatto. Veniteci, è bello. Voglio, tra le cose che avevo però dimenticato di farvi vedere è un po' la casa, che tra l'altro è molto carina, cioè è piccola perché comunque per 2 persone, però è molto carina, adesso la faccio vedere. Allora, appena entrate, cioè vedete, no, qua dietro di me la porta, ci sta sulla sinistra questo appendiabiti, che poi stanno 4 stampelle mise in croce, però devo dire la verità, comunque per le cose che ci siamo portati sto bastate. Televisione Smart TV tra l'altro, perché in una di queste televisioni nella stanza a fianco, quindi quella dei nostri amici, abbiamo guardato la partita del Napoli, Frosinone Napoli 1-3. Ho messo pure la foto su Instagram, chi mi segue lo sa, seguitemi. Dove sta Roberta, invece vedete ci sta quest'angolo bar tra virgolette, ok, là sta la cucina che adesso andiamo a vedere, e poi ci sta questo tavolino dove dobbiamo appoggiare tutte le nostre cose con le sedie, fatto colazione, la cucina, frigorifero. Senti una cosa, ma se dici la cucina lo vedo nel frigorifero, che devi specificare a fare frigorifero? Io, poi vabbè le nostre valigie, i 2 comodini e poi vabbè il letto, poi il bagno. Allora il pezzo forte di questo bagno, la doccia, cioè mi piace proprio assai. Magari qualcuno di voi a casa ce l'ha pure lui, questo tipo di doccia, cioè che non ci sta la porta qua avanti, quindi pensi guarda quando ti fai la doccia fai un macello per terra, invece no, non abbiamo fatto casino con l'acqua, è bella sta vetrata, mi piace. E questo è il resto del bagno, cesso. Usciamo invece adesso, vi faccio vedere l'esterno. Eccola qua, la nostra casetta all'esterno, vedete com'è carina, qua ci sta l'appendi vestiti, quella è Roberta che sta dentro, non so se la vedete, eccola là. Là invece dove tramonta il sole, qua invece dove abbiamo messo i nostri motorini la sera. Indovinate qual è il mio, il primo, il secondo o il terzo. Poi però io ho pensato di farvi anche un resoconto per le persone che sono interessate a venire in Grecia, comunque a Mykonos, dei prezzi, dei costi. Allora noi in due, in teoria tra casa e tutto, serate, lidi, 3.500 euro. Allora i prezzi sicuramente saranno aumentati un po' ovunque, però allora in media sulle spiagge i lidi costavano dai... a coppia o singoli? No, fai sempre a coppia. No, dico singoli 3.500. I singoli 3.500. Ci accattavamo all'isola. Allora ogni lido a coppia mediamente poteva andare dai 50. Vabbè, dipende come lo vuoi fare. Dipende come vuoi fare la vacanza comunque. Sì, va dai 50 ai 200. No, anche di più di 200. Le sere invece, le serate oggi siamo andati a ballare, siamo andati a bere, siamo andati in locali comunque abbastanza importanti e VIP. Chi ci segue su Instagram lo sa. A proposito, seguitemi su Rallan 5 perché ho messo delle storie comunque in alcuni posti abbastanza fanno i ricchi, cioè non c'è niente, a fare la cosa, che comunque la vacanza viene una volta ogni tanto. La cosa che si porta qua è il minimo spesa. Tutti quanti hanno minimo spesa da dover consumare. Le spiagge come avete visto nei video sono bellissime, il mare è bellissimo, proprio limpida l'acqua. La sera comunque ci siamo divertiti, quindi sia di mattina sia di sera comunque è stata una bella vacanza. Comunque questo è un po' il resoconto a livello di prezzi di questa vacanza. Vai, questa era l'ultima clip di questa vacanza. Spero che vi sia piaciuto questo vlog. Vi dico la verità, è stato anche un po' improvvisato perché essendo in vacanza volevo veramente godermela, però in ogni caso ho voluto condividervi alcuni momenti con Roberta, con i miei amici. Spero che vi sia piaciuto. Un saluto. Ciao, finita la vacanza. Vabbè ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un bel commento E iscrivetevi al canale. ciao, adieu.